Amici di Sottorete, oggi ci troviamo allo Sheraton di Padova. L'appuntamento è doppio: da una parte si ritrovano i dirigenti del Triveneto per un corso di formazione, dall'altra invece c'è la presentazione per le prequalificazioni degli internazionali d'Italia. Tre regioni: Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige. Oltre 200 tra presidenti e dirigenti dei circoli a confronto per un'intera giornata di approfondimento. È accaduto sabato 26 febbraio all'Hotel Sheraton di Padova, sede del corso per dirigenti di secondo grado organizzato da Federtennis in collaborazione con l'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi. Oggi siamo a Padova, si incontrano oltre 200 dirigenti, un'operazione che vuole formare sempre personale più preparato anche sui campi di tennis, ma soprattutto dietro le scrivanie. Un progetto culturale e sportivo che coinvolge attivamente tutti i dirigenti italiani. Di fatto questo progetto è iniziato lo scorso anno, diplomando 1935 dirigenti di primo grado. Quest'anno, su volontà del Consiglio federale e del Presidente Binaghi, abbiamo voluto consolidare questo progetto, facendo per tutta l'Italia circa 11 tappe, trattando tematiche essenziali e determinanti per i dirigenti, sia in ambito fiscale che medico-sportivo, piuttosto che organizzativo e progettuale. L'idea è costruire una grande squadra con insegnanti di tennis qualificati e naturalmente dirigenti preparati per consentire agli insegnanti di dedicare la loro energia essenzialmente al campo da tennis. Un tempo semplici volontari: oggi i dirigenti impegnati nel mondo del tennis non possono prescindere dall'essere in possesso di competenze ben precise. Avere a fianco dirigenti di qualità significa di fatto poter fare all'interno dei club un grandissimo lavoro, e gli usufruitori veri di questo progetto poi sono i bambini delle scuole tennis, sono i soci, quindi l'idea è costruire un team, una squadra sempre più qualificata per far crescere la qualità del nostro sport. Lo sa bene la federazione, che da tempo ha avviato un percorso dedicato proprio alla formazione dei dirigenti, partendo da quelli attivi nei club, e per questo la Federtennis è voluta essere presente anche a Padova nella persona del suo vicepresidente Gianni Milan. L'obiettivo di questa federazione è di stare sempre più vicino ai circoli. Gestire adesso un circolo tennis è tra virgolette facile perché c'è tanta gente che gioca a tennis, ma tra virgolette è anche difficile perché ci sono tante problematiche di gestione. Quindi noi dobbiamo cercare di aiutarli, cosa devono fare dal punto di vista fiscale, dal punto di vista assicurativo e anche dal punto di vista organizzativo. Siamo in Veneto, un movimento, quello proprio Veneto, sempre più importante anche in termini proprio di dirigenti sportivi. Sì, io sono molto contento di quello che stanno facendo i nostri dirigenti veneti, capitanati dal nostro presidente Scotton. Sono ragazzi giovani, stanno crescendo bene, sono molto appassionati e sono orgoglioso. Partecipano a questo convegno anche il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, quindi una partecipazione che quest'anno fortissima. Abbiamo oltre 200 presidenti o dirigenti di circoli che sono qui per ovviamente sentire delle cose estremamente interessanti per quanto riguarda la conduzione dei circoli, gli aspetti fiscali, l'aspetto organizzativo della federazione. È anche un momento per trovarci, per discutere tra di noi, per parlarci, per conoscerci e per far sì che il tennis triveneto abbia sempre maggiori successi. Oggi sempre più un dirigente di un circolo tennis deve essere professionale, deve avere delle competenze che magari un tempo non gli erano richieste. Corsi come questi diventano fondamentali per apprenderle. I presidenti che hanno delle grandissime responsabilità devono essere tenuti al corrente di quello che sta succedendo per essere sempre pronti e gestire i propri circoli in maniera ottimale. Non basta più essere volontari a servizio del tennis oggi. Purtroppo no, quindi sono volontari che hanno delle grandissime responsabilità e di conseguenza devono avere delle competenze molto avanzate per poter gestire al meglio le situazioni. Dovendo sintetizzare, cosa dovrebbe avere oggi un bravo dirigente?
Deve condividere sicuramente la progettualità con l'insegnante, quindi avere l'opportunità di pianificare a lungo termine, naturalmente tanta passione, ma oggi tanta competenza, perché in una federazione che sta crescendo nei numeri in modo importante, avere dirigenti qualificati per noi insegnanti di tennis è essenziale e determinante. Il corso per dirigenti organizzato allo Sheraton di Padova è stato anche l'occasione ideale per presentare ufficialmente alle società tennistiche dell'intero Triveneto l'edizione 2016 degli Internazionali d'Italia BNL, che si disputeranno a Roma dal 2 al 15 maggio. Parlare di Internazionali d'Italia in questo momento è facile, ha un successo incredibile. L'anno scorso abbiamo toccato circa i 194.000 spettatori, quest'anno l'obiettivo è di superare i 200.000, perché sarà un torneo che dovrà dare un grande lustro al tennis italiano, ma soprattutto a tutto lo sport italiano. Fare degli internazionali BNL il torneo di tutto un paese e non solo il torneo di Roma è l'obiettivo che si sono posti ormai da tempo i vertici della federazione. Per questo motivo anche quest'anno sono previsti in tutta Italia i tornei di prequalificazione aperti a tutte le racchette agoniste senza limiti di classifica. Vogliamo che gli internazionali d'Italia siano d'Italia, non solamente di Roma, e quindi diamo una grande enfasi anche ai tornei di prequalificazione. Sono circa 20 in Italia, qua in Veneto lo facciamo a Vicenza per i maschi e a Treviso per le femmine. Si possono iscrivere tutti, cioè un giorno ogni tennista potrà dire di aver partecipato agli internazionali d'Italia. Insomma, potrebbe anche realizzare un sogno, perché se andasse avanti potrebbe entrare persino nel tabellone di qualificazione. So che insomma sarà cosa per pochi, ma qualcuno ce la farà. Beh certo, il vincitore del torneo va a giocare il torneo di prequali a Roma, se passa le prequali va a giocare le qualificazioni e poi può entrare nei tabelloni. Quindi i sogni sono di tutti e sono giusti che possano realizzarli tutti. 2 le tappe previste in Veneto. Dal 20 marzo gli uomini si sfideranno al tennis comunali di Vicenza, mentre le prequalificazioni femminili saranno ospitate all'Eurotennis di Treviso. Siamo stati molto felici di raccogliere questo invito da parte del Comitato Veneto, nella persona anche del presidente Scotton e della federazione, per poter ospitare questa tappa di prequalificazione degli internazionali femminili, che ne faremo dal 20 al 30 marzo presso il nostro circolo, l'Eurotennis Club Treviso. Abbiamo voluto fare un'altra manifestazione di rilievo dopo la prima esperienza che abbiamo fatto con il torneo ETA Under 14 internazionale nel 2014. Quest'anno siamo felicissimi di ospitare questa tappa, speriamo di avere tanti iscritti, ma le premesse sono buone perché il nostro staff sta lavorando per fare al meglio questo evento, e dalle prime indicazioni che sono riuscito a raccogliere sembra che ci sia un buon numero di atlete che si stanno iscrivendo già. Grande novità di questa edizione 2016 delle prequalificazioni è la presenza di importanti montepremi: 10.000 euro per il singolare maschile, 8.000 per il singolare femminile, 3.000 euro per il doppio uomini e 2.000 per il doppio donne. Non è solamente un torneo fine a sé stante solo per partecipare agli internazionali, ci sono anche dei montepremi molto interessanti e i tabelloni sono molto nutriti. Il montepremi è un montepremi importante perché lo possiamo qualificare come un torneo internazionale. I tornei internazionali ITF femminili partono da un montepremi di $10.000, il montepremi di questo torneo è 10.000 euro appunto da dispensare alle varie giocatrici, quindi è sicuramente molto anche interessante da un punto di vista economico, e sicuramente la cornice che noi stiamo cercando di allestire sarà una cornice degna di questo evento. Quindi un torneo da venire a vedere assolutamente. Io ci conto, quindi invito tutti quanti a venire perché sicuramente sarà un evento bello e anche credo il livello tecnico possa essere molto alto. È chiaro che questa manifestazione è voluta assolutamente dal nostro presidente Binaghi, sta coinvolgendo una massa di giocatori enorme, solo che si pensi che parteciperanno a questi tornei 300-400 giocatori e giocatrici, e la cosa molto importante e interessante è che ciascun giocatore, ogni giocatore può in questo modo partecipare agli internazionali d'Italia. Chi gli internazionali d'Italia può dire di conoscerli davvero bene è senza dubbio il testimonial che Federtennis ha voluto con sé in tutta Italia in occasione delle presentazioni del torneo BNL, Nicola Pietrangeli.
Per lui 22 partecipazioni a Roma, 4 finali e ben 2 successi. E da qualche anno persino un campo al Foro Italico che porta il suo nome. Anche da lui, che su quella terra è davvero di casa, l'idea delle prequalificazioni è assolutamente apprezzata. Nicola Pietrangeli, tutti i tennisti italiani possono realizzare il sogno di partecipare agli internazionali d'Italia. Ma sai, questo è un sogno che abbiamo avuto tutti. Che chi gioca a tennis più o meno bene o anche male, però intanto dice io ho fatto le prequalificazioni per giocare, addirittura secondo me qualche bugiardo dirà pure mi sono qualificato, ma va bene uguale, perché il sogno è come io che ero appassionato di calcio da ragazzo, mi avessero detto fai un provino e vedere se puoi giocare con la Lazio o la Roma, non è importante. Quindi è una cosa bellissima, io credo, perché ti dà la speranza, e perché no, di giocare a Roma. Quindi è un sogno sì, ma che si può avverare. Inevitabile dunque chiedere al re del Foro Italico di dare un consiglio alle migliaia di racchette che tenteranno l'assalto alle prequalificazioni. Beh, io credo che in questo caso vale ancora il vecchio motto del barone di Coubertin. L'importante qui è partecipare. Certo, vincere è meglio, però il solo fatto che puoi pensarlo, perché ci stai sul campo. Quindi il consiglio comunque, se perdete non vi arrabbiate. L'ultima cosa che le chiedo, se dovesse raccontarci un aneddoto degli internazionali d'Italia. Dovremmo stare qui 2 o 3 ore, però francamente non so se si può chiamare un aneddoto, ma è una cosa abbastanza singolare. Io ho giocato 8 finali di doppio e non ho mai vinto. Quindi insomma provateci tutti, perché se non l'ha vinto neanche Pietrangeli in doppio. Quasi quasi ci provo anch'io.